abbiamo attivato questa formazione a distanza, unici nel Veneto, che in risposta a questa situazione di stallo, grazie all'opportunità che ci ha dato la Regione Veneto di certificare le presenze attraverso la formazione a distanza, condividendo il link della classe virtuale che siamo andati a creare attraverso la piattaforma di Google Meet, abbiamo cominciato ieri proprio a fare scuola normale e quindi con l'interazione con i nostri ragazzi. Devo dire che questo si è reso possibile anche perché già da 4 anni il nostro centro ha investito sulla didattica digitale. Una didattica che dà delle opportunità in più alla didattica tradizionale, che si affianca, non sostituisce la didattica tradizionale. La Regione, come è già capitato oggi, si colleghi all'interno della classe virtuale verificando che poi tutti i ragazzi siano realmente presenti secondo quanto dichiarato dall'insegnante. Tutti i nostri ragazzi, a partire dal secondo anno, sono dotati di iPad. Tutti i nostri docenti sono dotati di iPad, per cui la nostra rete informatica è strutturata per sopportare e supportare questo tipo di tecnologia, e quindi questo abbiamo potuto sperimentare, che è veramente una soluzione efficace. Una sperimentazione che è iniziata bene, una sperimentazione che ha visto un 90% di ragazzi presenti in media nelle prime lezioni, che ha visto i ragazzi contenti di risentirsi anche tra di loro. Un'esperienza pertanto che ci proietta in questa dimensione e che quantomeno fa sì che i nostri ragazzi vivano delle giornate impegnati, facendo prevalere nella propria quotidianità anche quello che è il doveroso senso del dovere e dell'impegno. Tutto questo è stato reso possibile grazie ai nostri formatori e ai nostri docenti. Devo veramente ringraziarli per la modalità con la quale hanno accettato questa sfida. Una sfida che all'inizio ci preoccupava molto, ma che vedo che è stata veramente accolta con quel giusto approccio e stile tipico dell'educatore salesiano, che dà quel valore aggiunto che credo le famiglie riconoscano nella nostra struttura. Abbiamo presentato ieri ai docenti questa sfida nuova. Noi abbiamo già con la piattaforma digitale una certa familiarità, dimestichezza con gli strumenti informatici, ma è la prima volta che proponiamo ai docenti di fare una lezione a distanza, dove loro sono soli in aula e i ragazzi si collegano e quindi interagiscono in questo modo. Ieri circa l'85-86% dei ragazzi erano collegati già, e i docenti come organizzano questa mattina? Si collegano, controllano i vari collegamenti, fanno l'appello, segnano sul registro elettronico le presenze e poi iniziano una lezione che in parte è una lezione ripresa proprio dalla lavagna, in maniera classica. A volte anche viene assegnato un lavoro, i ragazzi poi svolgono nel momento di pausa del collegamento per poi riprendere il collegamento successivamente e ascoltare le domande, svolgere gli esercizi assieme, insomma una cosa un po' dinamica, un po' anche divertente, se vogliamo, curiosa, che ha visto da una parte i genitori anche curiosi, interessati, i ragazzi molto partecipi e anche gli insegnanti, dopo, ripeto, un'iniziale così perplessità per improvvisare una cosa nuova, invece molto presi, molto anche interessati, e creare veramente una didattica innovativa, buona e efficace, che poi vedremo nei prossimi giorni come anche perfezionare. Direi che un bilancio positivo si può dire dopo questo primo giorno vero di lezioni a distanza, e vedremo come anche far tesoro di questa esperienza per il futuro.